liscio lì, no? Vedete la differenza tra i cavalli di Venezia e i cavalli dei bronzi di Pergola? Sono una cosa straordinaria, bellissima, lavorati, molti particolari. Pensate che addirittura eh, da un ciuffo che viene fuori eh, dalla, dalla conciatura, insomma, di una delle dame, è stato possibile risalire al periodo storico in cui erano stati realizzati, perché c'era un ricciolino che usciva fuori che andava molto di moda nelle donne di quel secolo, insomma, ecco. Alcuni anni fa facemmo fare a Paco Lanciano, questo fisico che ha collaborato per anni con Piero e Alberto Angela, che ha fatto anche il Foro di Cesare a Roma, una sala immersiva. Quindi oggi è possibile entrare in questo museo, in questa sala, al buio, sedersi, musiche, suoni, parole, immagini, ci si immerge veramente in quel periodo e nel momento in cui questi bronzi sono stati scoperti. Tutto casualmente, il 31 luglio del 1946, un contadino zappava l'Aia perché stava piovendo tantissimo, l'Aia si era allagata. Allora lui per creare uno scolo dell'acqua aveva cominciato a zappare e viene fuori uno zoccolo di un cavallo, uno zoccolo d'oro di un cavallo. Capirà, chiama il fratello, incominciano a scavare 30 casse di quello che lui pensava fosse oro. Chiamano il prete, casualmente questo prete era anche ispettore della sovrintendenza, capisce che non era oro ma era bronzo dorato e trasferiscono tutte queste casse al Museo Archeologico Nazionale di Ancona. Questo nel 1946. Da lì inizia un lungo periodo di restauro. Nel 66, con l'alluvione di Firenze, 3 casse vengono perse, ritrovate dopo diversi mesi nel fango di Firenze. Fatto sta che il restauro viene completato all'inizio degli anni 80, dal 46. Questo gruppo equestre viene portato a Ancona, al Museo Nazionale Archeologico, e poi prestate alla città di Pergola per una mostra che doveva durare 6 mesi. In realtà da allora i bronzi non si sono più mossi da Pergola, anche perché nell'epoca in cui la politica contava ancora qualcosa, un parlamentare dell'allora Movimento Sociale e uno dell'allora Partito Comunista, con il supporto della popolazione, murarono con cemento, mattoni e cazzuola la porta del museo. Dice, da qua non escono perché qui sono stati ritrovati e qui debbono rimanere come è giusto che sia, cioè i beni culturali, i beni debbono rimanere sul territorio. E ovviamente poi il Ministero, dopo lunghe diatribe, acconsentì al mantenimento dei bronzi a Pergola a condizione che venisse realizzato un museo adeguato, eccetera, eccetera. E così è stato fatto. E invito veramente, voi guardate la bellezza nella guida, a visitare questo museo perché è veramente straordinario. E gestiamo noi anche questo, così come gestiamo nella città di Fossombrone, quella che prima ricordavo, Forum Semproni, città romana, tutti i musei della città, la Pinacoteca, il Museo Archeologico, il Parco Archeologico e la Quadreria Cesarini, che è una dimora storica di un notaio, il notaio Cesarini, che era un grande collezionista d'arte, per cui questa casa, che poi è stata donata al comune e che adesso gestiamo noi come Confcommercio, è veramente un museo. Ci sono tante quadri, pitture, statue, sculture. A Fossombrone, in questa città, sembra che siano nati tutti a Fossombrone, no? Perché allora c'è Anselmo Bucci, che era il capostipite della corrente artistica Novecento a Milano, quindi è un artista dei primi del Novecento, anche scrittore, anche giornalista. Addirittura lui seguiva il Giro d'Italia e quindi scriveva per la Gazzetta dello Sport e dipingeva anche i ciclisti. Vabbè, di Anselmo Bucci le opere più importanti sono all'interno della Quadreria Cesarini, anche se recentemente è stata fatta una mostra nazionale
a Salò, nella residenza di Gabriele D'Annunzio. A Fossombrone è nato un altro pittore, Francesco Giovanni Guerrieri, uno dei seguaci del Caravaggio, opere straordinarie, e sono contenute sempre in questa casa, insieme a tante altre opere di Morandi, di Caffè, eccetera, eccetera. Nella provincia di Pesaro Urbino, una delle caratteristiche, che poi è la caratteristica principale delle Marche, della regione Marche, che sapete è una regione poco nota, dicevamo prima con l'amico professore che è seduto in fondo alla sala, una regione per fortuna poco nota, dico per fortuna perché non abbiamo il fenomeno dell'overtourism, nemmeno lo vogliamo. Il nostro è un modello turismo di turismo slow, lento, dove la gente si deve fermare su una panchina e ammirare la bellezza del territorio, gustare la prelibatezza dei nostri prodotti tipici, vedere le nostre opere d'arte, conoscere la storia dei personaggi, insomma un modello turistico della bellezza. In questa regione, dicevo, la caratteristica fondamentale non è il mare. Il mare è l'offerta turistica che porta ancora la maggior parte di turisti, la maggior parte delle presenze turistiche deriva dal turismo balneare, ma sta aumentando notevolmente il turismo di quella che è la caratteristica fondamentale delle Marche, che sono le colline, che sono colline dolci degradanti verso il mare, non diverse da quelle toscane, tanto per fare un esempio, bellissime per carità. Su ogni collina c'è una rocca, c'è un teatro storico, c'è la possibilità di vivere delle esperienze, vivere un ambiente ancora incontaminato. Penso a Fossombrone sempre, dove c'è il fiume Metauro, qualcuno dice il fiume più vecchio d'Italia, perché lungo il Metauro c'è stata la battaglia tra i Romani e i Cartaginesi, con la sconfitta definitiva di Asdrubale, e, e quindi la sconfitta dei Cartaginesi, che si dice che i Cartaginesi vennero sconfitti dai Romani perché, fermatisi alla notte lungo le rive del Metauro, si erano abbandonati a libagioni bevendo il vinello fresco, che è il bianchello del Metauro, che ancora oggi è la DOC della nostra provincia, un vinello leggero, ma evidentemente gli ha dato la testa. Allora, la leggenda, anche se Plinio lo scrive anche, Plinio il Vecchio, che insomma questi avevano bevuto e quindi il giorno dopo perdettero questa battaglia con i Romani. Lungo il Metauro, a Fossombrone, ad esempio, c'è un canyon, si chiama le Marmite dei Giganti, dove è possibile, ed d'estate è veramente frequentatissimo, fare rafting, scendere con le canoe lungo il Metauro in mezzo a questo canyon, che è stupendo. Non so se si è visto, penso di sì, insomma, si è visto. E sempre nella guida c'è tutto. Quindi la caratteristica fondamentale sono le colline. Poi ovviamente noi usiamo spesso uno slogan che è provincia di Pesaro Urbino, l'Italia in una regione, perché in una provincia, perché una provincia piccola, in una regione piccola, in mezz'ora, 40 minuti dal mare si raggiunge l'Appennino, le montagne dell'Appennino, dove d'inverno, quando c'è la neve, è possibile anche sciare, ma adesso la neve è un po' che non si vede, tant'è che hanno fatto gli investimenti in stazioni sciistiche inutilizzate, questo lo diciamo tra parentesi, e quindi in pochi chilometri si raggiungono le montagne e in queste colline abbiamo di tutto e di più, insomma, in termini di bellezza del territorio. Anche perché questo è un territorio che è stato vissuto, abitato e vissuto da grandi personaggi. Prima ricordavo Federico da Montefeltro con tutto quello che ha creato, a Urbino, i palazzi, le rocche, eccetera. Gioacchino Rossini a Pesaro, insomma la storia della musica, Raffaello a Urbino. Io sono ancora
profondamente arrabbiato ogni volta che parlo di Raffaello, ricordando che le mie visite al Metropolitan di New York non sono servite a far cambiare l'etichetta sotto i quadri di Raffaello che dice Raffaello pittore umbro, no Urbinate, umbro. Quindi c'è un po' di confusione. Ehm, ma a Pesaro, città della musica, non solo perché era città di Gioachino Rossini, ma era la città di Renata Tebaldi, che è stata la più grande soprano italiana, insomma. Rizzo Ortolani, che è stato probabilmente dimenticato, ma è un compositore di musiche da film, premio Oscar. Eh, la sua canzone More, More è stata cantata da Frank Sinatra, Nat King Cole, cioè un grande personaggio. A Pesaro viveva Luciano Pavarotti, la villa sul mare di Luciano Pavarotti, a cui è stata recentemente inaugurata una, una statua davanti al Teatro Rossini, anche se poi è stato dimenticato l'anniversario della sua morte dalla sua città di Modena. Infatti la moglie, la seconda moglie di Luciano Pavarotti, si è molto lamentata di questo fatto. Eh, a Pesaro riposa Mario del Monaco, uno dei più grandi tenori della storia. Per dire, insomma, una città legata molto alla musica e i personaggi hanno fatto poi la storia del territorio. Così come Gradara, che molti considerano, pensano che sia in Romagna, ma Gradara è la porta d'ingresso insieme a Gabice Mare nella nostra, ecco, la Gradara, la porta d'ingresso della nostra regione, nel castello di Gradara, come ricorda Dante Alighieri nella Divina Commedia, si svolge, no, questo dramma d'amore tra Paolo e Francesca. E a proposito di, questo è il Fossombrone, questo è il Metauro, e a proposito di storia d'amore, noi abbiamo fatto anche l'itinerario romantico, ricordando le storie che sono avvenute, i personaggi che hanno gravitato sul territorio, a cominciare da Sasso, questo è il canyon che ricordavo prima. A Sasso Corvaro, dove c'è questa rocca che ricordavo prima a forma di testuggine, ci sono le reliquie di San Valentino. Quindi quale, no, itinerario romantico migliore tra San Valentino e Sasso Corvaro, Paolo e Francesca a Gradara e altre storie che abbiamo raccontato, compreso la storia di, e poi finisco perché sono già andato oltre i miei tempi, la storia d'amore tra Guidobaldo da Montefeltro e la sua moglie Elisabetta Gonzaga. Guidobaldo da Montefeltro era il figlio di Federico da Montefeltro. Muore giovanissimo, a 35 anni. La moglie decide di non volere più uomini, nonostante il Papa spingesse per i matrimoni, no, importanti che potevano legare il territorio, i vari principi, eccetera. Lei decide invece di non volere più uomini, tant'è che viene dipinta da Raffaello in un famoso quadro con una, un diadema, uno scorpione sulla fronte, questo scorpione perché doveva tenere lontani gli uomini, perché lei non voleva più, era innamorata di questo marito perduto giovanissimo e decide quindi di non volere più sposarsi né avere uomini e viene raffigurata da Raffaello con questo scorpione in mezzo alla fronte. Bene, mi dispiace, avrei tante cose da dire, ma ho già sforato, credo, di 7-8 minuti. Se volete il materiale, qui ne abbiamo qualche copia, ma abbiamo lo stand di sopra, eventualmente ve lo andiamo a prendere, sia l'itinerario della bellezza, che è da tenere in biblioteca dopo averlo letto, perché ogni anno aumenta. Il prossimo anno, ripeto, ci sono altri 4 comuni, anzi 5, tra cui la novità è che anche un comune della provincia di Ancona ha deciso di entrare in questo progetto. Il comune si chiama Corinaldo ed è un comune bellissimo, un borgo storico rinascimentale bellissimo, ed è la città di Santa Maria Goretti, tanto per ricordare un particolare. E quindi la prossima edizione sarà ancora più grossa, quindi è quasi da collezione. Grazie e buona giornata.
Come va? Tocca a voi adesso. Grazie, Scusate, adesso ho fatto un po' tardi. Abbiamo cominciato. Interessantissimo. Grazie. Ci possiamo Padova. Ah, Padova. Il monumento equestre del Gattamerata va messo nella lista. Io non mi arrabbio, Perché mi hanno Ma- chiesto di venire a presentare. Io ho fatto il motivo per sarei tanto interessata se noi vorremmo promuovere le marche, noi abbiamo tantissime però lei parlava di coreani, lavoriamo anche tanto con i coreani. Poco, perché Sì, sì, adesso arrivo. ci vediamo dopo. Si sente? Chiedo alla regia se posso iniziare. Buongiorno a tutti. Io sono Grazia Rostello, sono dell'Ufficio UNESCO del Comune di Vicenza, che è il soggetto gestore del sito Patrimonio Mondiale Città di Vicenza e le Ville del Palladio nel Veneto. È un sito di natura culturale e seriale. Ringrazio innanzitutto gli organizzatori e la Regione Veneto per averci dato questa opportunità di raccontarvi del percorso di aggiornamento del piano di gestione che abbiamo provato quest'anno e con particolare focus sui progetti, le strategie del turismo sostenibile. Per impegni lavorativi e motivi organizzativi, le relatrici non possono essere presenti qui oggi, ma si collegheranno in remoto. Passo quindi subito la parola all'assessore allo sviluppo del territorio del Comune di Vicenza, Cristina Balbi. Prego. Buongiorno, intanto chiedo a tutti se mi si sente. Sì, bene. Allora, io sono l'assessore del Comune di Vicenza con delega al territorio e allo sviluppo economico, sono Cristina Balbi. La nostra amministrazione si è insediata da poco più di un anno e diciamo che la questione legata al piano di gestione UNESCO è stata una delle prime grandi tematiche che ha dovuto affrontare e anche insomma ha voluto affrontare. C'era un incarico che era stato già commissionato e che abbiamo portato a termine in un lavoro che per noi è stato veramente molto soddisfacente. Il piano di gestione del nostro sito necessitava di essere aggiornato perché l'ultima versione risaliva ancora al 2007, quindi era passato sicuramente molto tempo e in questo tempo la città, ma non solo, perché trattandosi di un sito seriale tutta la provincia e la regione viene interessata dai monumenti che fanno parte di questo sito. In questi anni era sicuramente molto cambiata e le esigenze insomma dovevano essere mappate in modo tale da avere una gestione migliore. Siamo arrivati all'approvazione del piano di gestione tra il giugno e il luglio di quest'anno, siglando poi definitivamente anche un protocollo di intesa con 37 membri del comitato di pilotaggio. Perché dico che è particolarmente così meritevole proprio anche di essere approfondito la composizione di questo comitato di pilotaggio, proprio perché per la serialità del nostro sito che si chiama Città di Vicenza e le Ville del Palladio nel Veneto, non ci sono solo i monumenti che riguardano il centro storico di Vicenza, ma ci sono anche tanti altri monumenti che sono disseminati in 5 province. Quindi gli attori sono pubblici, sono anche privati, perché questi siti alcuni hanno una destinazione museale, altri sono uffici, altri sono case private.
Gli attori che quindi sono interessati a questo sito sono tantissimi, per questo sono 37 i sottoscrittori di questo protocollo. È stata una sfida che abbiamo appunto portato finalmente a termine, e poi la project manager ci racconterà anche appunto i contenuti di svolgimento di questo percorso. Il sito UNESCO di Vicenza è un sito che appunto è entrato nel patrimonio mondiale nel 1994 per la prima volta, e diciamo che è il secondo in Veneto ad aver avuto questo riconoscimento dopo Venezia. Quindi anche questo per noi è un motivo di grande orgoglio e motivo anche per non trattare con banalità l'argomento, anzi per valorizzarlo. L'aggiornamento è stato condotto nell'arco di 15 mesi da questo gruppo di lavoro che appunto poi vi verrà raccontato, e ci ha permesso di svolgere le analisi relative al sito, di evidenziare quali sono i punti di forza, i punti di debolezza, le criticità e i progetti per un miglioramento anche in termini di fruibilità e anche in termini di accessibilità turistica. Per noi una sfida in particolare è importante, quella di arrivare proprio anche a definire una governance diversa del sito, una governance che possa, ci stiamo indirizzando verso la costituzione di un'associazione anche in accordo con la Regione Veneto, e questo è importante per fare in modo che tutti i soggetti coinvolti abbiano il giusto livello di coinvolgimento, che non ci siano neanche deleghe nella gestione e nell'individuazione delle scelte e degli investimenti, ma che la progettazione possa essere condivisa tra tutti questi soggetti. E questo è sicuramente per noi un punto importante, perché ci pone anche la sfida di ragionare tra il livello di conservazione del sito e l'accessibilità al sito, perché c'è bisogno anche forse di fare una riflessione su un utilizzo moderno dei monumenti, su un utilizzo che consenta anche appunto al turismo di poterli conoscere, di poter talvolta anche solo accedere, perché trattandosi di ville private non sempre l'accesso è immediato. E su questo stiamo anche per esempio lavorando molto su un progetto finanziato dal Ministero della Cultura per la bigliettazione unica, che quindi ci aiuterà anche a trasmettere le comunicazioni e le informazioni ai cittadini, così come un altro progetto importante è quello del sito web, che renderà pubbliche e facilmente raggiungibili tutte le informazioni legate al sito, e ci aiuterà anche appunto ad ampliare la rete delle informazioni. Un'altra cosa importante in questo percorso che ha condotto il piano di gestione è stato il coinvolgimento attraverso dei laboratori che abbiamo chiamato laboratori palladiani, di associazioni, di cittadini, di tutti coloro che sono interessati a partecipare alla promozione del nostro sito UNESCO. Ci ha permesso di raccogliere spunti importanti, e anche di questa eredità vogliamo tener conto nella conduzione delle prossime azioni. Il piano di gestione per l'amministrazione del Comune di Vicenza è sicuramente uno strumento importante, anche perché è concreto. Non si tratta di semplicemente di raccolte di informazioni, ma proprio di strumenti metodologici che questa amministrazione e tutte quelle che poi seguiranno fino al 2030, che è la durata prevista di questo piano di gestione, possono seguire una traccia importante anche per chi amministra, per non perdersi e per individuare le priorità anche secondo il valore che a ognuna viene dato rispetto alle progettazioni.
Quindi direi che ecco, su questo è importante lavorare. La città di Vicenza quest'anno anche ha festeggiato appunto il trentennale rispetto alla prima iscrizione, e anche il lavoro che avevamo iniziato ci ha permesso di coinvolgere i cittadini anche in festeggiamenti, in celebrazioni, consentendo appunto anche di organizzare delle visite straordinarie, e abbiamo trovato un'adesione, un entusiasmo anche nei privati e anche in tutti i soggetti appunto che partecipano al comitato di pilotaggio. Quindi questo deve essere un modello, per noi lo è stato, per poter procedere anche per il futuro. Io passerei la parola alla dottoressa Basili, che è la project manager, e il suo gruppo. Bene, buongiorno, grazie Assessore per questa introduzione veramente molto esaustiva rispetto all'importanza del lavoro e anche alla descrizione di questo sito così importante. Io sono qui, oggi sono collegati insieme a me anche la dottoressa Refalo, in rappresentanza della società PTS Class, e l'architetto Borlizzi della Fondazione Links. Appunto, è stato un gruppo di lavoro costituito da me in qualità di coordinatore tecnico-scientifico e appunto, queste due società che hanno accompagnato e analizzato ed effettuato, diciamo, tutte le attività di supporto a tutto questo lavoro. Come diceva l'assessore, adesso andremo a spiegare il percorso di aggiornamento del piano. Colgo l'occasione per ringraziare qui anche i presenti, vedo collegato il professor Foscari, alcuni comuni. Buongiorno professore, noi ci teniamo tantissimo davvero al fatto che questo progetto è stato il frutto di un lavoro lungo e condiviso, e quindi siamo davvero lieti di presentarvi oggi appunto la presentazione che riguarda le strategie del turismo. Allora, condivido lo schermo. Ringrazio ovviamente anche la dottoressa Rostello e la dottoressa l'architetto Mistrorigo dell'Ufficio UNESCO del Comune di Vicenza. L'assessore ha già introdotto la presentazione di questo sito, che è davvero un sito molto complesso. Come è stato detto dall'assessore, la prima iscrizione risale al 1994, dove sono stati inseriti all'interno del sito 23 monumenti palladiani e 3 ville del Palladio. Ecco, importante davvero sottolineare che la cifra del Palladio a Vicenza, ovviamente il contributo al rendere questa città, la vera città del Palladio, non riguarda soltanto le opere in sé, i monumenti, i palazzi, ma è molto importante quelli che sono anche tutte le relazioni con il contesto storico-urbano della città. Un successivo inserimento è stato nel 1996, quindi l'estensione che avviene con l'inserimento di altre 21 ville, per formare quindi questo sito seriale composto dalla città di Vicenza e 23 monumenti e ben 24 ville del Palladio. Si può vedere già dalla mappa l'importanza della distribuzione anche di queste ville palladiane, che hanno plasmato di fatto il paesaggio della regione Veneto, dando vita a quella che è proprio la tradizione della villa palladiana in tutta la regione del Veneto. Importante per qualsiasi strategia del turismo è fare riferimento, e ovviamente anche del piano di gestione, a quelli che sono i valori per i quali il sito è stato iscritto nella lista del patrimonio mondiale. Quindi il sito in questo caso ovviamente risponde al criterio 1, rappresentare un capolavoro del genio creativo umano, dove appunto si parla proprio non soltanto della realizzazione artistica dell'opera, del monumento di Andrea Palladio, del suo contributo, ma anche alle relazioni che questi monumenti, che questi palazzi hanno instaurato con il tessuto urbano, che hanno qualificato la città di Vicenza proprio per essere la città del Palladio. E poi ovviamente anche il tema delle ville. Le ville, che sono il frutto del genio architettonico di questo maestro del Rinascimento, necessariamente dialogano e sono parte integrante di quello che è il paesaggio di pertinenza della villa, ma anche quello che viene anche definito dall'UNESCO, questo contesto più ampio.
E poi parliamo del palladianesimo, che ovviamente è l'influenza delle opere del Palladio nell'architettura, nella progettazione anche urbana in gran parte dei paesi europei in tutto il mondo, come anche ovviamente l'eredità dei 4 libri dell'architettura del Palladio appunto sulla storia dell'architettura e sulla progettazione architettonica successiva al Palladio. Questa è una slide che sintetizza la complessità di questo sito. Vedete, sono ben 71 i soggetti che fanno parte e che sono direttamente coinvolti nella gestione e tutela del sito. Abbiamo visto che ci sono 21 comuni che fanno parte del sito, 6 province, 33 sono i proprietari privati. Vedete tra l'altro nell'infografica a sinistra che la proprietà per il 50% di questi beni è privata, quindi capite anche l'importanza davvero di un coinvolgimento diretto all'interno di questa compagine di gestione del sito dei proprietari privati. Poi ovviamente ci sono le istituzioni private che fanno parte del comitato di pilotaggio, come la Fondazione CISA, il Centro Internazionale, che è ovviamente il nostro partner scientifico di riferimento per la figura del Palladio, l'opera del Palladio, la Regione del Veneto, sia all'interno del comitato di pilotaggio come competenze di tutela e di gestione, ma anche con l'Istituto regionale delle Ville Venete, poi il Consorzio Vicenza E per quanto riguarda il tema della promozione, ma anche l'Associazione delle Ville Venete. Quindi una gestione del sito davvero molto complessa che ha richiesto, come diceva l'assessore, anche un impegno molto importante dal punto di vista proprio della governance. È vero che il piano di gestione di riferimento, il primo piano di gestione risale appunto al 2007, quindi il lavoro che abbiamo sviluppato è partito proprio dall'analisi di quel piano, ma anche da parte di tutta una serie di attività di conservazione e tutela che comunque sono state portate avanti dal Comune di Vicenza, anche ovviamente da parte di tutti i soggetti privati che con molta fatica e dedizione ovviamente hanno anche l'onere di mantenere, di conservare questo patrimonio. Poi anche sul tema della valorizzazione è stato fatto un discreto lavoro anche di comunicazione rispetto all'importanza, e quindi sono state prodotte delle guide, sono stati realizzati dei progetti didattici insieme al tavolo di coordinamento della Regione del Veneto e poi finalmente siamo arrivati al nuovo piano di gestione. Il piano di gestione, come diceva l'assessore, si è articolato in diverse fasi, appunto si è sviluppato nell'arco di 15 mesi. Molto importante è stata la fase iniziale di analisi, parlando appunto di un piano di gestione risalente al 2007, è stato davvero necessario analizzare lo stato di conservazione dei beni, analizzare anche le dinamiche socio-economiche e demografiche anche del turismo. Uno studio molto approfondito è stato sviluppato su quelli che sono i piani, il quadro normativo urbanistico anche di riferimento per il sito, quindi sia a livello regionale, provinciale e comunale, l'analisi della governance, ma anche il sistema della comunicazione, perché vedete quando si parla di sviluppo, di strategie del turismo, è assolutamente necessario anche riuscire ad avere una comunicazione condivisa e coordinata, proprio perché, come avete visto anche nella mappa, il sito è davvero molto esteso e quindi anche le analisi che abbiamo ovviamente sviluppato poi hanno condotto ad una serie di primissimi indirizzi strategici che a breve vi illustrerò. Poi successivamente alla parte di analisi, come per qualsiasi piano di gestione, abbiamo realizzato un processo partecipato, abbiamo quindi definito la vision e i progetti che andavano a formare questo importante piano e poi c'è stato tutto un lavoro di condivisione con tutti i soggetti direttamente coinvolti e ovviamente poi anche la realizzazione di un progetto grafico, lo sviluppo anche di un nuovo sito web istituzionale che a breve vi illustrerò e poi finalmente, come diceva l'assessore, abbiamo fatto una presentazione il 18 aprile alla cittadinanza del piano di gestione anche in occasione proprio di questo 30° anniversario del primo inserimento nella lista è stato inviato questo documento all'UNESCO per il technical review e quindi adesso siamo in fase di attuazione di questo piano. Ebbene,
sempre ricordare che il piano di gestione è uno strumento vivo, non è un documento che noi scriviamo e prepariamo e deve restare ovviamente sopra un tavolo, è proprio lo strumento che serve a gestire il sito quotidianamente. È importante anche, vi ho mostrato qui delle schede identificative perché è stata davvero fondamentale e cruciale l'attività di sopralluoghi sul campo e anche di interviste ovviamente per l'ascoltare anche quelle che erano le esigenze e anche le prospettive e i bisogni di tutti i soggetti direttamente coinvolti, quindi sicuramente tutti i proprietari dei palazzi e delle ville e anche i soggetti gestori di questi beni. Attraverso queste schede ovviamente noi siamo riusciti ad avere un quadro aggiornato sia dello stato di conservazione del bene, ma allo stesso tempo, vedete in questa sezione, ad esempio, abbiamo anche fatto delle verifiche sulla segnaletica, sull'arredo, quindi tutti elementi, la presenza del sito web o meno, utili poi a definire quella che è la strategia del piano di gestione proprio in relazione al turismo. Questa è una sintesi di tutte le attività che abbiamo sviluppato, quindi gli incontri, i sopralluoghi, ovviamente i tavoli tematici, le analisi che poi sono state ricondotte agli ambiti di indagine degli obiettivi principali della Convenzione, quindi le famose 5C della Convenzione, il tema del coordinamento, della conservazione, della capacity building, che è la formazione, della comunicazione e del coinvolgimento delle comunità. Un'altra importante attività che abbiamo sviluppato in questo percorso è stata appunto l'attività di capacity building. Questo perché ovviamente quando parliamo di siti del patrimonio mondiale e prima di affrontare il progetto, il laboratorio Palladio, il processo partecipato, era davvero importante trovare, diciamo, fare una formazione che desse a tutti i partecipanti e ai soggetti coinvolti un linguaggio comune e condiviso proprio sul tema, sui temi UNESCO, perché spesso si parla di siti UNESCO tutelati dall'UNESCO, eccetera, era necessario davvero fare una chiarezza e anche illustrare quali fossero i principali approcci e linee guida UNESCO alla base della gestione, della tutela e della valorizzazione dei siti del patrimonio mondiale. Il processo partecipato si è svolto quindi a luglio, è stato davvero un momento cruciale per noi, una tappa veramente fondamentale per lavorare insieme su questa visione del territorio ed avere un ascolto allargato anche alla comunità, agli stakeholder anche economici, ma anche alle associazioni, a chi direttamente vive e opera all'interno di questo sito, perché essere patrimonio mondiale ovviamente vuol dire garantire anche che questo sito abbia una sua sostenibilità dal punto di vista sociale, culturale, ambientale e quindi abbiamo avuto 2 sessioni di tavoli tematici, 9 tavoli dove hanno partecipato 95 persone, moltissimi rappresentanti di amministrazioni pubbliche, i comuni, le province, i proprietari privati, le associazioni di categoria e abbiamo suddiviso in 2 temi principali, ovviamente i tavoli tematici, uno che riguardava la conservazione, la tutela e la salvaguardia dei beni del territorio. Come sapete, il piano di gestione, per chi non è addetto ai lavori, è il principale strumento che viene chiesto dall'UNESCO per la gestione e per garantire che i valori per i quali il sito è stato iscritto nella lista sia mantenuto e trasmesso alle future generazioni. Quindi l'obiettivo principale è quello della conservazione proprio del bene. Ovviamente anche la valorizzazione culturale, la promozione, la formazione è un obiettivo fondamentale e quindi questi erano i 2 temi principali su cui abbiamo avviato un dibattito e grazie al quale anche abbiamo avuto moltissimi riscontri da parte dei partecipanti. Per quanto riguarda il tema della valorizzazione, ovviamente un sito così complesso, così anche vasto a livello territoriale, abbiamo potuto notare che c'era una certa disomogeneità rispetto ad esempio a tutto il sistema della comunicazione a livello anche di cartellonistica.
Poi ovviamente attraverso le nostre analisi abbiamo anche potuto registrare che la fruizione culturale praticamente non rispondeva ai motivi principali per cui i visitatori arrivano a Vicenza o nelle ville. Quindi attualmente c'è una bassa permanenza dei turisti. E poi manca davvero un sistema uniforme di rilevazione delle presenze. Oltre che ovviamente il rischio che ci sia una cannibalizzazione del potenziale flusso da parte degli altri attrattori regionali come siti ovviamente dove c'è più turismo come Venezia ma anche Verona. Quindi questo ci ha aiutato poi a definire quali fossero i primi indirizzi strategici da considerare all'interno del piano di gestione. Quindi sicuramente interventi per favorire la fruizione e la valorizzazione coordinata, questa è una parola chiave, cioè coordinamento tra tutti i soggetti che fanno parte del sito con ovviamente al centro, al cuore di questo progetto culturale di valorizzazione, il sito UNESCO. Poi il tema di come identificare e definire delle strategie di audience, di coinvolgimento quindi dei pubblici, ma anche definire, come diceva anche l'assessore, una fruizione integrata, quindi la bigliettazione unica, sono tutti strumenti, diciamo, che poi vedrete faranno parte come progetti del piano di gestione. Accanto al tema della fruizione e della valorizzazione turistica, ovviamente bisogna lavorare sulla mobilità, perché anche questo è un aspetto che è emerso con forza da parte soprattutto dei proprietari delle ville. C'è una grande dispersione dei beni rispetto al sito e quindi anche lavorare molto sul potenziamento della rete dei trasporti e anche della mobilità dolce, proprio per garantire un collegamento sia tra tutte le ville ma anche poi con ovviamente la città di Vicenza. Quindi con queste premesse ovviamente la vision è venuta fuori in maniera molto forte ed è stata sintetizzata con appunto questo slogan, no? Un sito unico, perché davvero dobbiamo avere la percezione che non stiamo parlando solo di Vicenza e le opere del Palladio, solo delle ville, stiamo parlando di un sito unico e di una comunità plurale. Quindi ripartire dall'eredità palladiana per un sistema coeso, dove andiamo a valorizzare ciascun bene che fa parte del sito sotto unica percezione, sotto un unico sito UNESCO. Quando parliamo appunto del quadro strategico del piano di gestione, vedete che abbiamo ricondotto gli obiettivi principali sulla base delle 5 C della Convenzione, quindi sicuramente il tema del coordinamento in questo caso davvero è molto molto importante. Proprio per garantire che ci sia una gestione efficace e una governance anche snella, considerato che comunque stiamo parlando di 37 soggetti del comitato di pilotaggio e più 33 proprietari di ville, quindi capite quanto sia davvero sfidante questo lavoro. Il tema ovviamente della conservazione declinato in sottobiettivi, capacity building, quindi anche in questo caso la formazione specifica sul sistema della convenzione, le attività didattiche con un focus proprio sul sito e così anche la ricerca scientifica. Un altro aspetto, asse importante, la quarta C, che è la comunicazione. Anche in questo caso è molto importante appunto comunicare il significato e diffondere in maniera corretta le informazioni relative all'eccezionale valore universale. E poi il tema della comunità. Questo è un tema davvero molto importante. La comunità, come diceva prima anche l'assessore, è fondamentale che sia coinvolta direttamente nelle attività di gestione del sito. È per questo motivo che è emersa con forza anche questa esigenza nel laboratorio Palladio, nel processo partecipato, di avere un dialogo costante con la comunità. Ma anche una sezione sarà dedicata poi di questo laboratorio Palladio che diventa un progetto del piano di gestione che prevede degli incontri periodici anche con le comunità, ma anche con i giovani,
proprio per lavorare insieme, per fare in modo appunto che ci sia una condivisione di tutte le istanze. In questo senso abbiamo trovato un'amministrazione, molto molto disponibile e molto attenta a questo coinvolgimento, cosa affatto scontata. Ovviamente parlando di, valorizzazione e fruizione, per noi è stato fondamentale, anche fare una riflessione sul tema della capacità di carico, perché ovviamente parlando di turismo, la sessione ho ascoltato ieri con molto interesse, gli altri workshop anche coordinati dall'Associazione dei beni italiani UNESCO, con il dottor Francini e effettivamente anche su questo tema ci sarebbe molto da dire, perché abbiamo moltissime, linee guida e toolkit UNESCO, e poi abbiamo anche la carta dell'ICOMOS sul turismo sostenibile, ma poi, vediamo che, ci può essere una distanza davvero tra chi gestisce direttamente il sito e chi opera invece, nel settore del turismo. E quindi, i progetti che noi abbiamo inserito, che son stati condivisi con questi operatori, vanno proprio nella direzione invece di fare un lavoro congiunto, cercando di, appunto far convergere gli interessi e mettere al centro, delle politiche anche di sviluppo, sostenibile e del turismo, quello che è il tema, quindi l'eccezionale valore universale, del sito e quindi Palladio, a Vicenza e, le ville. I progetti, come vedete, sono 37 del piano di gestione. Vedete che qui abbiamo 8 progetti, ben 8 progetti su 23 dedicati alla valorizzazione e alla fruizione turistica e 3 progetti sono invece, dedicati, all'accessibilità. Passo la parola adesso alla dottoressa Refolo per un commento rapido, sui progetti e anche un po' sulla ratio che abbiamo seguito per definire i progetti. Prego dottoressa, grazie intanto. Grazie Katia, buongiorno a tutti. Sono Alessandra Refolo e faccio parte della società PTS che insieme a Fondazione Links, come veniva ricordato anche dall'assessore, ha supportato e ha avuto il piacere di supportare il Comune di Vicenza nell'aggiornamento del piano di gestione. Visto il focus di questo incontro, ci faceva piacere condividere i ragionamenti che sono stati portati avanti rispetto appunto al discorso relativo alla strategia del turismo che è confluita in alcune schede progettuali, perché poi il piano di gestione, come si ricordava, è uno strumento che deve servire all'attuazione di politiche ed essere molto concreto e quindi anche segnare la strada per una serie di interventi molto operativi che possano consentire al territorio di sfruttare al meglio le proprie risorse e metterle a disposizione delle generazioni presenti ma anche quelle future. Ecco, rispetto al tema del turismo, ci tengo a sottolineare che l'approccio condiviso con il Comune, ma anche con tutti gli altri enti che hanno preso parte ai ragionamenti di politiche turistiche che poi sono confluiti nel piano, è stato un approccio innanzitutto che ha rimarcato l'importanza di vivere il territorio in maniera integrata, come si diceva, quindi mantenere un forte coordinamento tra tutti gli elementi che sono iscritti all'interno del sito UNESCO, che sono numerosi e che ne caratterizzano la complessità. Dall'altra parte l'approccio è stato di carattere strategico, nel senso che si è voluto ragionare su alcuni aspetti rilevanti che non partissero solo da delle attività molto concrete ed operative, ma potessero guardare anche ad una pianificazione complessiva di carattere territoriale. Da questo punto di vista, il primo progetto che è scaturito è stato quello di sviluppare nel prossimo futuro sostanzialmente una vera e propria strategia di medio-lungo termine riguardante il turismo sostenibile che potesse in qualche modo far interagire gli aspetti più legati all'attrattività del territorio e all'attrazione ovviamente di turisti anche dall'esterno con le esigenze invece di conservazione e di tutela di quell'eccezionale valore universale che chiaramente il sito porta con sé. Accanto allo sviluppo di una strategia, un approccio importante anche ai temi dell'analisi, quindi il discorso di conoscere i pubblici attuali e potenziali e fare in modo che questi
possano in qualche modo essere non solo tracciati, cosa che in questo momento non avviene ancora in maniera sistematica o comunque non totale rispetto ai numerosi elementi del sito, ma possano anche essere conosciuti rispetto alle abitudini di consumo, alle preferenze di consumo, in modo da poter sviluppare strategie di marketing territoriale che siano, come dire, assolutamente focalizzate e pertinenti rispetto alle esigenze del sito. E accanto a questi interventi. Scusate se interrompo, però il tempo a nostra disposizione si sta per esaurire, quindi chiedo se cortesemente quest'ultima parte può essere sintetizzata in Certo. breve tempo, scusate. Ecco, l'ultimo aspetto riguardava appunto semplicemente il tema della capacità di carico che l'architetto aveva già anticipato. Concludo semplicemente dicendo che tante azioni erano già state messe in campo e sono in fase di attuazione proprio rispetto al discorso turistico, bigliettazione integrata piuttosto che itinerari e sito web dal comune, quindi questo è un piano che eredita, diciamo, un'azione già in progress e che intende sviluppare ulteriori aspetti. Lascio quindi la conclusione all'architetto Basile. Grazie Alessandra, andiamo a chiudere velocemente, ci tenevamo comunque a presentarvi il sito web, che è un sito web nuovo, un sito istituzionale dove appunto per quanto riguarda tutte le informazioni sul piano di gestione, i progetti in corso, gli eventi, ma c'è una sezione poi dedicata proprio alla visita ed è molto interessante andare ad esplorare questo sito perché sono stati individuati moltissimi itinerari che consentono proprio di visitare queste ville anche diciamo a gruppi, per gruppi anche territoriali e per ciascun itinerario poi ci sono delle schede dove si può andare ad approfondire poi su alcune informazioni che riguardano le stesse ville. Quindi diciamo che è importante questo strumento che diventa un po' il riferimento per tutte le ville palladiane, ma anche poi per gli itinerari che riguardano la città di Vicenza. E quindi con questo purtroppo il tempo a disposizione è finito e vi ringraziamo davvero per la vostra attenzione e ci auguriamo di poter continuare sicuramente in questa gestione del sito con il piano di gestione che sarà tra l'altro oggetto di monitoraggio ad un anno, il prossimo anno. Non so se l'assessore vuole chiudere e salutare tutti i partecipanti a questo incontro. Prego. Certo, faccio sì, un saluto a tutti e un ringraziamento, in particolare all'Ufficio UNESCO che è stato citato prima dalla dottoressa Basili e che voglio ricitare perché è stato veramente un lavoro importante che è stato seguito dall'Ufficio nel Comune di Vicenza e al gruppo di lavoro perché ha lavorato con professionalità aiutandoci a dotarci di questo strumento che, ripeto, per noi ha una caratteristica fondamentale, è essere uno strumento concreto, una guida per un lavoro anche di tipo di programmazione amministrativa, cosa che insomma è sempre importantissima avere per poter definire le pianificazioni e le strategie. Ringrazio per l'opportunità di aver illustrato il nostro sito, di cui siamo orgogliosi e conto prossimamente di potervi raggiungere in presenza nelle prossime edizioni. Un saluto. Mi aggiungo anch'io ai... C'è un ritorno, forse sì, ecco. E ringrazio l'assessore Balbi, ringrazio il gruppo di lavoro che ricordo essere costituito dall'architetto Cato Basili che ha coordinato tutto il processo e al gruppo di lavoro che ha offerto proprio supporto tecnico-scientifico formato da PTS Class e Fondazione Links.